Un gran botto, tipo gli aerei a reazione. Poi ho detto, bello, il solito allarme che parte. Guardo fuori e vedo tutta la fiamma. Via Brandolini a Solighetto, non era neppure l'alba, un boato ha attirato l'attenzione dei pochi già al lavoro come Silvio Padoin, titolare della vicina pizzeria. Qualcuno ha gettato un ordigno incendiario, probabilmente una bombola di gas da campeggio avvolta in pezzi di stoffa imbevuti di benzina contro la vetrina dell'ottica Lemocò del 48enne Massimo Zanon. Esco, chiamo i pompieri di Conegliano, perfetti, in 10 minuti erano qui, carabinieri di tutti i tipi e basta questo. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso un soggetto di bassa statura incappucciato che si avvicina con una borsa, poi fugge. È su questo video e su quelli degli impianti di attività commerciali e abitazioni vicine che si stanno concentrando le indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto. Rivendicazioni non ce ne sono state, l'ottico ha riferito di non aver ricevuto minacce, mai capitato nulla del genere in quasi 30 anni di attività, ha detto, e ora in zona c'è preoccupazione, inquietudine nell'area della vallata. Sa dopo l'Ovag che ha preso fuoco di domenica sera è l'incidente. Gli dà l'idea di un gesto intimidatorio. Secondo me potrebbe essere come potrebbe essere un dispetto, sa, commercio. Abbiamo paura, dice l'esercente, se sanzione condivisa al vicino panificio. Preoccupante e una cosa non tanto bella secondo me. Uno ha voluto dare un messaggio. Il collega, insomma, perché tra negozianti ovviamente lo capiamo ancora di più.